Dopo 60 anni è il momento giusto per guardare indietro quello che l'Europa ha potuto fare per i 28 paesi e per i cittadini dei 28 paesi, ma è anche il momento per progettarsi nel futuro. Nel contesto di questo 60° anniversario ho pensato che sarebbe anche utile venire in una regione come il Veneto per scambiare idee sul ruolo e dell'Unione Europea, degli Stati, ma anche delle regioni e delle enti locali. E abbiamo avuto un'ottima discussione dalla quale vorrei trarre 3 insegnamenti. Prima di tutto è che non c'è abbastanza consapevolezza a tutti i livelli di cittadini, di regioni e anche di paesi di tutto quello che l'Europa ci ha portato. Pace, libertà, democrazia chiaramente, ma anche un mercato unico che con i 4 pilastri delle 4 libertà di circolazione delle persone e anche libera circolazione dei servizi, dei beni e dei capitali ha arricchito l'Unione Europea e ogni paese. E quello che dobbiamo anche guardare, il secondo insegnamento, è che l'Europa non è solo tutte le cose positive che ho detto, ma se non ci fosse l'Europa, quale alternativa ci sarebbe? Cioè, qual è il costo della non Europa? E infatti di questo parla nessuno, anche quelli a chi non piace l'Europa hanno come solo soluzione di dire ricadiamo sulle nazionalità, sul paese da solo, ma come può un paese da solo nel mondo globalizzato come oggi resistere alla concorrenza? E per quello dobbiamo proprio fare uno sforzo di capire che l'Europa non è solo un'Europa contabile, con fondi di coesione, con fondi che si riceve, ma è un'Europa che ci porta molto di più. E la terza cosa è che ovviamente dobbiamo immaginare un futuro con un'Europa più moderna e verrei 3 strade che si possono seguire. Prima di tutto escluderei un'Europa che non cambia, cioè che continua come oggi. Una modernizzazione ci vuole e direi che non basta neanche avere solo un mercato unico. Ma le 3 strade che si devono guardare insieme sono le seguenti. Prima, fare magari un'Europa più efficace, dove ogni euro che è speso in modo intelligente, anche efficace e che tiene conto delle realtà locali e regionali. Seconda cosa è avere magari più fondi messi a disposizione dell'Unione Europea da ogni paese per avere una dinamica europea in politiche che vogliamo favorire. Penso per esempio all'Europa sociale, un'Europa con un diritto che protegge meglio i lavoratori, ma anche un'Europa che fa di più sul piano dell'ambiente, sul piano della difesa comune, che è un soggetto che adesso arriva di recente e che è molto importante. E la terza cosa, dobbiamo sopportare, sostenere, magari sviluppare ancora di più un'Europa a 2 velocità, cioè quelli paesi che vogliono andare più avanti nella cooperazione devono poter farlo. Abbiamo già l'esempio di Schengen, che è l'Europa che ci fa viaggiare senza passaporto tra tutti i paesi, o abbiamo l'euro che non è condiviso da tutti i paesi. Abbiamo già esperienze di Europa a 2 velocità e dobbiamo magari creare una dinamica che ci permette a chi vuole andare avanti più veloce lo può fare.